Le cotture con l'uovo. Iniziamo con la separazione del lievito. Ora facciamo sciogliere il lievito e iniziamo così. Qua abbiamo 9 kg di farina, 4 di semola e 5 integrale, 150 di sale, 5 litri, 5 e mezzo di acqua e le uova. Mettere il sale a poco e lavorare l'impasto, così a poco si prende il sale. Adesso prepareremo una cottura con 7 uova. Il procedimento è sempre uguale. Più grande si fanno e più complesse poi per prenderle, per infornarle, perché giustamente le uova sono molto pesanti poi nella pasta. La pasta è morbida. Copriamo con un lenzuolo per farle lievitare. Adesso inforniamo le cotture con le uova. Qua dobbiamo stare molto attenti. Il forno non ha un termometro per cui possiamo misurare le temperature, quindi dobbiamo andare a occhio. Ci serve un po' di esperienza. Procediamo. Vedi, la colorazione è perfetta. Siamo contenti, una soddisfazione. Speriamo che siano soddisfatti anche quelli che ci seguono. Buona Pasqua a tutti. A tutti.